Trovati al nostro appuntamento con Onda Libera, oggi dedicato al colloquio con il professor Claudio Borghi Aquilini, che dovrebbe essere qui a momenti nei nostri studi, e col quale parleremo intanto della campagna Basta Eurotour, che prosegue sabato prossimo a Padova, sabato 22 marzo, cioè appunto questo sabato a Padova, alle ore 15 all'Hotel Crown Plaza in via Po 197, con il professor Borghi Aquilini e con il segretario federale della Lega Matteo Salvini. A proposito di temi europei, però, prima pagina dell'Ansa di stamani, il premier Matteo Renzi chiederà oggi a Bruxelles che i fondi strutturali vengano esclusi dai vincoli del patto di stabilità. Lo ha detto il presidente della conferenza delle regioni Vasco Errani, presidente PD dell'Emilia Romagna, al termine dell'incontro col governo. Il governo porrà la questione a Bruxelles come già fatto dal precedente governo, poi vedremo quale sarà l'esito, ha detto Errani, sulla questione della richiesta in sede europea di mettere gli investimenti dei fondi strutturali fuori dal patto di stabilità, cioè dai vincoli di finanza pubblica. A Palazzo Chigi, vertice tra le regioni e province autonome e il governo, oltre al premier Renzi, presenti il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Del Rio, il ministro per gli affari regionali Carmela Lanzetta e il ministro per le riforme Boschi. A seguire incontro tra i sindaci dell'ANCI guidati dal presidente sindaco di Torino Fassino e il governo. Sulle riforme costituzionali, ha detto ancora Errani, i tempi sono acceleratissimi al superlativo. Entro fine mese abbiamo l'obiettivo di arrivare a un momento di sintesi. E sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, arresti cinesi e italiani per il rogo di Prato. Polizia e Guardia di Finanza hanno eseguito arresti nell'inchiesta sul rogo del 1 dicembre 2013 alla ditta Teresa Moda a Prato, nella quale morirono 7 lavoratori cinesi. È stato invece rilasciato il comandante della Marina ucraina. La Russia sta emettendo passaporti. Il segretario dell'ONU Ban Ki-moon a Mosca per incontro con Putin e il ministro degli esteri russo Lavrov. Domani a Kiev per colloqui con il presidente e il premier dell'Ucraina. Questi i titoli dell'agenzia ANSA. Intanto, in attesa che arrivi da noi il professor Borghi Aquilini, un simpatico video sulle promesse di Matteo Renzi e sulle sue certezze assolute. La certezza assoluta di Renzi era quella che bisognava passare per il voto popolare per arrivare a Palazzo Chigi. È una cosa risaputa, ma il sito di Beppe Grillo, il blog di Beppe Grillo ripropone questo video, che poi è andato in giro per la rete, dove giustamente peraltro si sottolinea la coerenza totale di Matteo Renzi, il quale dice mai e poi mai si va a Palazzo Chigi, casomai, senza passare dal voto popolare, e poi si sa come è andata a finire. In tutte le interviste che sarei passato dallo scalone principale, cioè avrei detto, ve lo ridico oggi. Cioè, se domani mattina crolla il governo Letta, questo diciamolo bene, domani mattina va giù il governo Letta perché si dimette per il Kazakistan, il Turkmenistan e l'Azerbaigian, per qualsiasi paese crolli il governo Letta, io ritengo che per quello che ho in testa io, per come ho cercato anche di esprimere e raccogliere una speranza nel paese, per come uno ha bisogno di coinvolgere le persone, o passi da un consenso popolare o non sei credibile. Buongiorno, buon lavoro. Ho ricevuto dal signor Presidente della Repubblica l'incarico di provare a formare il nuovo governo. Non sei credibile. Non sei credibile. Non sei credibile. O passi da un consenso popolare o non sei credibile. O passi dal consenso popolare o non sei credibile. In perfetta coerenza, appunto, Renzi è diventato Presidente del Consiglio. Divagando ancora, ma mica troppo, ringrazio Marco Scaglia che mi ha fatto avere la segnalazione di un video di un servizio che è andato in onda nella trasmissione Le Iene su Italia 1, a proposito del dove cercare i soldi che mancano alla finanza pubblica, alle promesse di Renzi. Si torna sulla questione del gioco d'azzardo, in particolare delle videolotteries presenti in Italia, e si torna alla vecchia questione dei 98 miliardi di euro, o meglio alla causa che ha generato la questione da 98 miliardi di euro, cioè il fatto che i monopoli di Stato danno le concessioni e poi non controllano
assolutamente nulla. È quello che sta accadendo anche per le ultime generazioni di slot machine, le video lotteries, nel servizio delle Iene. Soldi a maggio o sono un buffone? A dirlo è il Premier Renzi, che ha promesso un aumento di 1.000 euro all'anno a chi ha uno stipendio sotto i 1.500. Che succede? Non so che succede. Succede che si è incartato il computer. Ci riproviamo. Soldi a maggio o sono un buffone? A dirlo è il Premier Renzi, che ha promesso un aumento di 1.000 euro all'anno a chi ha uno stipendio sotto i 1.500 euro al mese. Grande idea! Ma dove pensa di trovarli tutti questi soldi? Chi ha fatto i conti dice che ci vogliono una decina di miliardi molto difficili da raccimolare, ma forse noi delle Iene sappiamo dove cercarli. Seguiteci con attenzione, perché dobbiamo farvi un ragionamento che riguarda il gioco d'azzardo. Siete mai entrati in una sala giochi? Ci sono le slot machine che funzionano a monete e ci sono le videolottery che funzionano a banconote. Le slot machine sono collegate in rete ai monopoli di Stato attraverso questa antennina, per cui tutti i soldi che i giocatori infilano dentro sono regolarmente contabilizzati. Pausa. Forse sono regolarmente contabilizzati, perché la scheda che dovrebbe garantire il collegamento è oggetto di parecchie manomissioni, non tutte ravvisabili dagli inquirenti. Chiusa parentesi. E quindi siamo sicuri che su questi soldi vengono pagate tutte le tasse. Le videolottery invece, che funzionano a banconote, da quel che ci segnalano, non sono collegate in rete con i monopoli, per cui nessuno sa quanto realmente incassano, tranne il concessionario, che è colui che le gestisce. Allora, prima di tutto, cerchiamo di capire se è vero quel che ci hanno detto. Chiamo i monopoli fingendomi proprietaria di una sala giochi e faccio intendere che mi è successa una cosa molto particolare. Una cliente dice di aver vinto una bella somma alle videolottery e di colpo la macchinetta si è spenta. E allora voi riuscite a controllare se questa vincita è vera o no? Ma io non posso controllare in tempo reale niente, deve chiamare solo il concessionario. In che senso dice? Che sta parlando è un funzionario dei monopoli di Stato. Io non posso controllare niente, deve chiamare il concessionario. Cioè il concessionario è quello che dovrebbe essere, la società che dovrebbe essere controllata dai monopoli di Stato. I monopoli di Stato danno la concessione e per conto dello Stato, dell'interesse pubblico, delle tasse da pagare, della legge da rispettare, del contratto di concessione da osservare, fanno osservare appunto il contratto e controllano. Al contrario, il dirigente, il funzionario dei monopoli di Stato sta dicendo alla cronista delle Iene che per avere informazioni deve chiedere al concessionario stesso, cioè al controllato. È il controllante che dice che per chiedere informazioni bisogna chiedere al controllato, perché il controllante non ne sa nulla. Che noi non abbiamo applicazioni che ci consentono di verificare alcunché sulle VLT, quindi noi non abbiamo applicazioni che ci consentono di verificare alcunché sulle videolotteries, che sono poi appunto le macchinette di ultima generazione. Quale vincita dovrei verificare? Non vedo le giocate, non vedo gli incassi, come le devo dire? Non vede le giocate, non vede gli incassi, ce lo sta dicendo chiaro. Eppure loro dovrebbero controllare proprio questo. Ma come fanno a sapere se paga le tasse giuste se non sanno neanche quanto queste macchinette incassano? E infatti, scusi una curiosità, ma se voi avete bisogno dei dati delle videolottery li chiedete al concessionario? Certo, sì. Quindi lei non vede niente? Le ripeto, deve parlare con il concessionario, non con noi. Sapete chi è il concessionario? Il concessionario è colui che distribuisce le videolottery nelle varie sale giochi delle nostre città, ma soprattutto è colui che incassa i soldi che vengono giocati in queste macchinette. I monopoli ci hanno appena detto che questi incassi non possono vederli, ma almeno sapranno quante videolottery ci sono in una sala? Con una scusa, chiamiamo SOGEI, cioè l'ente statale che dovrebbe controllarle. Pronto? Sì, buongiorno. Senta, io ho una sala giochi, in questo momento mi trovo all'estero. Un cliente mi ha detto che sono state consegnate 3 VLT nuove, 3 videolottery che io però non ho mai ordinato. E lei riesce a verificare quante macchinette le risultano nella mia sala giochi? Con i nostri contatti sono solo con i concessionari. Anzi, se sono arrivate delle VLT nella sua sala dovrebbe chiamare il concessionario che gliele ha mandate. Sì, ok. Io però ho bisogno di sapere quante videolottery ci sono nella mia sala. Chi è che me lo sa dire? Il concessionario è un concessionario della rete. Mi scusi se
insisto perché mi sembra davvero incredibile questa cosa. Chi è che gestisce la rete delle videolottery? Concessionario. La rete delle videolottery non la gestisce lo Stato e infatti non solo non sanno quanto incassano le macchinette che loro dovrebbero controllare, ma non sanno neanche quante ce ne sono in una sala giochi. O i due tizi che ha risposto al telefono si sono bevuti il cervello o è tutto fuori controllo. Abbiamo provato a chiedere all'AMS, cioè a chi dovrebbe controllare, un appuntamento perché avremmo voluto approfondire questo tema, ma non hanno voluto incontrarci e allora andiamo avanti con questo ragionamento solo con voi. Ascoltate bene. Grazie a un anonimo gestore di sale giochi che ha collaborato con noi si è riusciti a fare due conti che ora vi raccontiamo. Secondo i dati della sua sala, una slot machine come questa che va a monetine incassa mediamente 170 euro al giorno e una videolottery che va a banconote ne incassa 2570. In Italia ci sono 380.000 slot machine che, prendendo a campione il dato del nostro amico, dovrebbero incassare in un anno 23 miliardi e 600 milioni. Confrontando questo risultato con i dati del governo corrisponde quasi perfettamente. Infatti la raccolta ufficiale del 2013 ammonta a 25 miliardi e 300 milioni di euro. Queste macchinette, come vi dicevamo, sono collegate a una rete gestita dallo Stato, per cui su questi 25 miliardi non si può evadere niente. Diversa è la situazione che riguarda le videolottery, cioè le macchinette che vanno a banconote. In Italia nel 2013 mediamente ce ne sono state attive 43.000. Abbiamo detto che, sempre secondo i dati che ci ha fornito il nostro amico, ognuna di queste videolottery dovrebbe incassare 2.570 euro al giorno. Moltiplichiamo allora questa cifra per il numero totale delle macchinette e per 365 giorni e viene fuori quello che queste videolottery dovrebbero raccogliere in un anno, e cioè 40 miliardi e 300 milioni. Invece la raccolta ufficiale delle videolottery per il 2013, e su cui i concessionari del gioco d'azzardo pagano le tasse, è una cifra ben minore, 22 miliardi e 800 milioni. Mancano quasi 20 miliardi, circa la metà. Sarà un caso che questa metà riguardi proprio le macchinette che a quanto pare nessuno riesce a controllare? Vi abbiamo appena dimostrato che queste 43.000 videolottery sparse in tutta Italia non sono collegate alla rete dei monopoli, ma se nessuno le controlla, su quali cifre vengono pagate le tasse? Come fa lo Stato a sapere che la cifra dichiarata sia davvero quella giusta? Sono mesi che parliamo di IMU, evasione fiscale, e ora di dove andare a prendere i 10 miliardi per risollevare l'economia del paese. Presidente Renzi, se vuole noi le facciamo una bella relazione sugli incassi dei signori delle slot. Ci guardiamo dentro? Questo qua era il servizio delle Iene su una questione che gli ascoltatori di Onda Libera credo ben conoscano, perché ne abbiamo parlato più volte, a partire dalla maxi vicenda dei 98 miliardi che nasceva dalle stesse motivazioni per cui il servizio delle Iene è stato fatto, cioè il controllore non controlla, in estrema sintesi, i monopoli di Stato non controllano. Abbiamo sentito la voce del dirigente che dice alla giornalista: ma se vuole avere dei dati li chieda al concessionario, che dovrebbe essere il controllato. Un settore lucroso, e forse Renzi deve attaccarsi alle slot machine per trovare le coperture per gli sgravi promessi per l'IRPEF. Comunque io intanto do il benvenuto e il buongiorno a Claudio Borghi Aquilini, che ci ha raggiunto in studio come detto prima. Buongiorno. Claudio. Il professor Claudio Borghi Aquilini poi naturalmente nella seconda parte della trasmissione potrà dialogare anche con chi ci sta ascoltando direttamente. Intanto, prima di entrare nello specifico della nostra trasmissione, io vorrei chiederti, Claudio, un commento su una questione della quale tu ti sei occupato in passato, che ha anche una rilevanza economica non indifferente e che è tornata in questi giorni d'attualità. Tu hai scritto diversi articoli sul giornale in passato su questa storia, che è tornata d'attualità, dicevo, per un incredibile, almeno a me, facendo finta di essere ingenuo lettore e cittadino, mi pare incredibile, ammissione del procuratore capo di Milano, il procuratore Bruti Liberati, su una questione che tenne banco sul finire dell'anno del 2011, quando fu privatizzata, venduta, diciamo così, da una quota, il 29,75% della SEA, che è la società che gestisce gli aeroporti di Linate e Malpensa. Il Comune di Milano, la Giunta Pisapia, decide di vendere e riesce a vendere, diciamo così, guadagnando €1 soltanto in più, €1, non sto parlando di iperboli o come dire, non sto minimizzando, si tratta di €1 solo, €1 soltanto rispetto alla base d'asta, con una cosa che, se insomma, a me anche lì, mettendomi nei finti panni dell'ingenuo cittadino e lettore, con una pantomima che fu quella indiana, diciamo, della società indiana
che sbaglia i tempi, il tizio che è incaricato di presentare l'offerta per conto della società indiana concorrente arriva 5 minuti prima e va nella porta sbagliata, sbaglia ufficio, poi si scopre in realtà che era stato contattato dalla società che avrebbe poi vinto, diciamo, si sarebbe aggiudicata il 29,75% della SEA, e che è la F2I, il fondo guidato da un sempiterno, una volta si diceva boiardi di Stato, ma Vito Gamberale incarna alla perfezione questa figura, a cavallo tra pubblico e privato, soprattutto pubblico direi, perché la sua vita e le sue opere di manager testimoniano questo. È stato anche uno dei principali beneficiari delle cosiddette privatizzazioni all'italiana, no? Autostrade. Insomma, Gamberale, capo di F2I, alla fine mette le mani sulla succosa quota del 29,75% degli aeroporti di Milano, offrendo un solo euro in più rispetto alla base d'asta. I giornali se ne occupano, c'è una polemica politica è molto viva in quel periodo, e oggi Bruti Liberati, incredibilmente il procuratore capo di Milano viene a dire che lui, è vero, aveva ricevuto segnalazione che forse si poteva adombrare che qualcosa non andava, anche perché la Procura di Firenze nel frattempo, conducendo un'altra indagine, aveva intercettato proprio Gamberale al telefono, che con un suo stretto collaboratore lasciava presumere, si poteva presumere dalla conversazione, che a Milano stessero preparando un bando di gara, la giunta Pisapia, proprio tagliato su misura per lui, per la sua società, il che evidentemente configurerebbe un reato anche bello grosso in relazione anche alla quantità e allo spessore dell'affare. Comunque la Procura di Firenze manda la segnalazione a Milano, i giornali se ne occupano, la polemica è già esplosa. Il procuratore Liberati dice: purtroppo a me quando mi arrivano le carte, siamo sotto Sant'Ambrogio, c'è la festa dell'Immacolata, c'è il ponte, gli uffici sono chiusi, io prendo il fascicolo di indagine, me lo metto nella scrivania, e quando torno, scrive Bruti Liberati, quando si torna al lavoro, mi dimentico, ho avuto una colpevole, deplorevole, anzi dice Liberati, dimenticanza, e il fascicolo è rimasto lì. Dopodiché a marzo riemerge, quando ormai i giochi si sono conclusi, l'affare è stato fatto, e viene fuori sull'Espresso. E viene fuori sull'Espresso, e viene fuori anche su altri quotidiani. Nel frattempo c'è stata tutta una polemica per cui Bruti Liberati era talmente oberato di lavoro che non ha potuto leggere i giornali, non ha parlato con nessuno, vive a Milano ma non sapeva nulla di quello che stava succedendo a Milano, e scopre soltanto a marzo, dopo svariati mesi, con una lettera che salta fuori però adesso. Bruti Liberati scrive una lettera dove dice: ah sì, adesso mi sono reso conto che mi sono dimenticato di questo fascicolo di indagine su una questioncella come la vendita della quota della SEA. C'è la pubblicità, però poi vorrei un tuo commento su quest'ultima notizia di oggi, che insomma fa il paio con la storia dell'indiano, questa qui. Volentieri, perché conosco bene la fattispecie, sì. Tra poco, allora, dopo la pubblicità.
22. Non è l'oggetto della nostra trasmissione in senso stretto, però dicevo un commento a Claudio Borghi Aquilini sulla vicenda SEA, che adesso ritorna d'attualità perché il procuratore capo dice: mi sono dimenticato del fascicolo d'inchiesta all'epoca dei fatti, questione caldissima, quindi la dimenticanza ha dell'incredibile, un po' come la storia dell'indiano, il concorrente indiano che arriva in ritardo, diciamo prima, no? Chiedo un parere a Claudio Borghi Aquilini perché di questo si era occupato anche dalle colonne dei giornali e non solo, quindi tua opinione su sta storia che riemerge adesso alla luce dei contrasti fra cerco di procura. Grazie, cerco di riassumere un secondo del perché me ne ero occupato e del perché è una cosa che dovrebbe interessare tutti noi cittadini, no? Perché se no uno dei grandi mali dei nostri tempi sono le sigle, no? Uno comincia a sentire SEA, F2I e cose di questo tipo e gli gira, cambia, no? Va a sentire un'altra cosa. Allora mettiamo bene in chiaro una cosa: i beni di proprietà comunale, regionale, statale sono nostri, no? Quindi dobbiamo tenerci così come teniamo al tetto del nostro condominio oppure al giardino d'ingresso, alla porta e cose di questo tipo, che magari non sono privati nostri, ma sono usati e hanno un valore per la nostra vita. Quindi non possiamo a cuor leggero lasciare a qualcuno il tetto del nostro condominio perché poi dopo magari ci faccia una centrale nucleare o cose di questo tipo. E soprattutto quando vendiamo un qualcosa di nostro dobbiamo essere sicuri che non sia regalato all'amico dell'amministratore, perché altrimenti girano un po' le scatole. Se noi abbiamo, che ne so, un locale condominiale o cose di questo tipo che magari potrebbe far comodo a noi per allargare l'appartamento e l'amministratore lo regala al suo amico per poi dopo lucrarci la differenza col valore di mercato, probabilmente in un condominio si fanno le barricate. Non così succede invece per i beni pubblici e comunali quando vengono venduti, perché parte questa parte della disinformazione, no? Che è anche quella parallela a quella che si fa sull'euro, fa passare la cosa che il bene pubblico comunale, cose di questo tipo, è sempre male e quindi deve essere venduto a qualsiasi costo, qualsiasi cosa, chiunque lo compri, se è indiano, se è cosa, se lo regalo, se vale di più, basta, l'importante è venderlo, allora sono tutti contenti. E purtroppo non è così. La SEA sono gli aeroporti della Lombardia. Gli aeroporti della Lombardia significa il sistema aeroportuale in una delle regioni più ricche del mondo e più attive del mondo, e ha un valore incredibile perché è la prima infrastruttura in un mondo globale. In un mondo globale. Poi c'è l'Expo, ma al di là anche di quello, insomma, se anche non ci fosse l'Expo, il valore degli aeroporti della Lombardia, gestiti fino adesso magari non in maniera ottimale, potrebbero, insomma, però quello che si vuole, il valore anche solo potenziale è enorme. Certo. Allora cosa succede? Il comune con l'acqua alla gola perché i soliti tagli e le cose dice: ah, vabbè, devo in ogni caso vendere. Benissimo, le possibilità sono due: o trovo una maniera di farlo fruttare senza vendere, oppure se proprio devo vendere perché ho uno Stato che mi sta affamando, non trovo soldi, no, cose di questo tipo, che anche lì bisognerebbe discutere, cosa faccio? Vendo tutto, no? Prendo tutto il pacchetto azionario, faccio un bando mondiale trovando chi al mondo poi dopo mi darà più soldi e ho la possibilità di farlo, perché quando ci sono internazionalmente le gare per l'aeroporto tutto il mondo si mobilita perché sono cose che interessano tantissimo, no? E allora a quel punto lì, una volta che tutto il mondo sa che c'è un aeroporto importantissimo in vendita, l'offerta sarà automaticamente la migliore, no? Quella che arriverà, in modo tale che arriveranno il massimo di soldi. Altrimenti vendo una piccola parte a qualcuno che invece è interessato semplicemente a avere i dividendi, insomma, che gli utili di questa società, rinuncio a parte di questi utili per avere cassa subito. Non è che sia sta gran cosa, però lo posso fare. Cos'è l'unica cosa che non si deve fare e che infatti prontamente all'epoca fecero? Vendere una quota cosiddetta di blocco, tale per cui chi lo compra poi dopo può decidere e può bloccare le decisioni dell'azionista di maggioranza che rimane il comune. È in poche parole come se noi per far cassa dovessimo vendere un appartamento e invece di venderlo tutto o invece di affittarlo, no? Cosa che potrebbero essere le due scelte totali, vendiamo 2 locali.
vendere 2 locali a uno significa che io ho incenerito il valore dell'appartamento, perché nessun altro comprerà gli altri 3, no, di locali, sapendo che ce n'è uno che ne possiede 2, a meno che io non voglio, il mio piano non è regalare anche gli altri 3, cioè dopo all'acquirente, che è, guarda caso, quello che con tutta evidenza stava cercando di essere fatto. Vale a dire, io zitto di notte con un bando notturno, perché ricordiamo che questi bandi per la vendita degli aeroporti qua a Milano, in questa trasparentissima giunta Pisapia, perché loro sono quelli onesti, no? Cioè lì Pisapia mutande non le voleva nessuno, le mutande di Pisapia, no? Ma non perché fossero di un colore diverso da quelle che ben conosciamo, ma perché valgono poco. Cioè una mutanda da 10 euro, che cacchio se ne fa Pisapia? Invece, no, di solito le giunte di sinistra o i governi di sinistra puntano al bersaglio grosso, a cose che valgono miliardi, no? E qui arriviamo poi alla procura. Abbiamo un comune che sta facendo una porcheria, perché sta svendendo nella maniera meno efficiente possibile un asset di tutti i cittadini, facendo incassare il minimo possibile ai cittadini e danneggiandoli per la parte che gli resta. Ci sono delle opposizioni, la Lega si mette di traverso all'epoca anche Forza Italia e così via, cercano di bloccare questa cosa, ma loro vanno avanti come dei treni, e queste delibere per la vendita dell'aeroporto, ricordiamo, spuntano sempre di notte. Cioè a un certo punto, no, mentre si doveva trattare della vendita di Serravalle, altra porcheria che ben ricordiamo, no, fatta dai nostri amici di sinistra, a un certo punto di notte, non si sa perché, sparisce la Serravalle e saltano fuori che bisogna vendere gli aeroporti. Così è, cioè senza, come un fungo, come un prataiolo, la vecchia, no? Allora dice dobbiamo vendere gli aeroporti. L'unica giustificazione era quella di Tabacci, no? Qua servono i soldi. Sì, ma ho capito, ma devi fare un discorso un pochettino che parte dall'inizio per fare una cosa importante come vendere gli aeroporti, no? Invece no, di notte dalle autostrade si passa all'aeroporto. Dopodiché, allora cosa succede? Partono le gherminelle, no? Per cercare di far sì che questo piano di furto o di svendita, diciamo così, vada via più liscio possibile, no? Con bandi il giorno di Natale, no? Così di questo tipo, no? Cioè, tutte queste robe fatte con 2 mesi anticipo, in italiano, perché faccio il bando internazionale in italiano, no? Che viene, cioè, figurarsi, arrivano alla procura delle denunce. E arriva alla procura, come in questo caso, una denuncia con anche delle cose che normalmente, fosse stata la Lega, arrestavano tutti, ma fino a te, primo luogo, eri già qua, dovevi far dire la trasmissione radio a questo punto a quello che la voce elettronica c'è nelle stazioni, no? Attenzione al binario 13 perché te l'hanno già portato via. Portavano via anche cani, gatti di tua pertinenza o cose di questo tipo per essere sicuri. No, qui invece cosa succede? Arriva e come hai raccontato tu, no, se lo dimenticano il fascicolo, perché dice, qui se è talmente evidente la cosa che se appena indago devo fare una fatica bestia io a dire che questi sono innocenti, no? Visto quello che stanno facendo. C'è una porcheria, c'è danno erariale, c'è come si chiama? La registrazione telefonica che dice che sta succedendo una porcheria, poi questa porcheria qua, guarda caso, succede proprio, no? Insomma, anche al di là degli indizi non va bene. E qui infatti è il punto, anche al di là del punto economico, il punto della giustizia. Si dice sempre la legge uguale per tutti, perfetto, ed è giusto, corretto, è un principio sacrosanto. In Italia però mi sembra che sia evidente a tutti che la legge non è uguale per tutti, non tanto nella lettera della legge, ma nell'applicazione della legge medesima. Vale a dire, se la legge è uguale per tutti, ma io ho una discrezionalità così incredibile, no, nel poter scegliere chi andare a perseguire e chi non, tenuto presente che anche soltanto l'azione di perseguire ha conseguenze, allora cosa succede? Succede che noi sappiamo che c'è una cosa che può essere un danno di miliardi che viene dimenticata e poteva cambiare anche alcune cose dal punto di vista delle elezioni e così via, però non bisognava disturbare i manovratori e quindi allora questa cosa qua si metteva via. Dall'altra parte invece io posso scegliere di andare a perseguire un galantuomo, che ne so, Boni, non so, tanto per dire qualcuno, no? Seminari, su, andando a inseguirlo per gli scontrini, inseguire la gente, no? per le cose, che tanto sono cose totalmente irrilevanti, no? Che non servono a niente, e poi dopo con tutto agio, oltretutto, arrivano le assoluzioni, no? Per cui significa che
la legge è uguale per tutti, ma l'applicazione della legge è molto diversa. Abbiamo per certe persone, non lo so, escort e così via, no? A casa del nostro brillante ex premier, che a un certo punto avevano messo tutta la procura di Milano in modo militare, no? A intercettare, perché sai, noi ovviamente il fatto che lui si riceva 2 o 3 sgarzole a casa è una cosa che il nostro portafoglio interessa tantissimo, no? Invece stanno scippando tutti i milanesi di cifre pazzesche, e poi dopo queste cifre che non incassiamo ci arrivano in tasse, ci arrivano in IMU, ci arrivano in addizionali comunali, ci arrivano in addizionali regionali e così via, che poi dopo uno è costretto a dover pagare. E queste cose invece vengono messe da parte. Tra l'altro, e le veniamo a conoscere in virtù del fatto che ne scoppia un dissidio, per motivi ancora non del tutto comprensibili all'esterno, fra magistrati della procura, perché altrimenti non avremmo saputo neanche di questa incredibile lettera che scrive il procuratore capo di Milano il 23 marzo 2012, cioè a distanza di mesi dai fatti, e che ha il sapore, secondo me, di una giustificazione tardiva, cioè ha provato a mettergli una lettera per far risultare agli atti che lui dice delle cose, ma le cose che dice sono incredibili, cioè c'era il ponte di Sant'Ambrogio e dell'Immacolata, mi sono dimenticato il fascicolo nella scrivania. Ha francamente dell'incredibile questa storia, forse più ancora dell'indiano che sbaglia porta nel presentare l'offerta della società concorrente a quella di Gamberale, o no? No, ma sì, ma è fantastico, cioè noi immaginiamo appunto che uno debba vendere il nostro locale condominiale, abbiamo l'amministratore che mette il bando di vendita, no? Perché dice ma io faccio una gara, mette in bando di vendita del locale condominiale su un giornale di Lampedusa, dicendo si vende al miglior offerente, ma io l'ho pubblicato su Lampedusa Online, anzi su Lampedusa Today, non perché online magari lo potevano anche leggere, sul cartaceo distribuito a Lampedusa, arriva il suo amico lampedusano, no? che va con l'altro amico di Linosa invece, no? Che arriva facendo finta di sbagliare porta, no? Per dire che c'era l'offerta concorrente, e guarda caso dal livello proprio minimo di base d'asta questo offre €1 in più proprio della allora, base adesso d'asta. La frittata è stata fatta, no? Quindi è presumibile anche che questa storia, che è emersa in virtù del dissidio fra 2 magistrati, non so come andrà a finire, politicamente ci sarà un'iniziativa politica, credo che riguarderà non solo Milano, però se fossimo un paese decente si annulla tutta la vendita e poi dopo forse sarebbe il caso di dare tutto nelle mani della regione, perché non perché ci sia Maroni e mi fido di più di Pisapia, è vero, mi fido di più di Maroni e di Pisapia, su questo sicuro, ma in ogni caso è più corretto che un sistema aeroportuale che è di rilevanza di tutta la regione, ma direi di più di tutto il nord Italia, no, sia gestito dalla regione, non dal comune. Insomma, è stato tutto un pasticcio sta vicenda, sì. Pasticcio per usare un termine anche eufemistico, perché in realtà dalle cose che sono emerse emerge qualcosa di più di un pasticcio, insomma è stato voluto che le cose andassero in una certa direzione, con comportamenti che definire discutibili anche da parte della magistratura mi sembra poco, no? Perché ovviamente questa storia qui della letterina che il procuratore capo ha adesso fatto trovare il 23 marzo a mesi di distanza dai fatti ha francamente del grottesco. Io non so come andranno a finire le cose. Però scusate, io farei anche un minimo di riflessione su come va l'informazione. Vale a dire, a me sembrava di essere uno scemo, vale a dire, anche all'epoca, è un po' come con l'euro, adesso non è che ritorno sempre lì, ma all'epoca quando c'era questa cosa, io scrivevo come un matto, no, sul giornale dicendo, oh ma ragazzi, ma qui si stanno fregando dei soldi, ma guardate che così tam articolo, il nulla, no? C'è proprio il muro di gomma totale, no? da tutti i livelli. Assolutamente non se ne parla. Una volta che hanno avuto la grazia di andare a chiedere qualcosa a Tabaci, ma praticamente diceva che era un terrorista o cose di questo tipo. Guarda caso poi dopo i nodi vengono al pettine. Sembra quasi il tipo di guerra che stiamo facendo noi adesso, cioè noi stiamo denunciando tante di quelle porcherie legate all'euro e legate all'Europa e così via, muro di gomma, zitti, sembra che siete dei matti, siete delle cose, poi dopo poi, naturalmente vedremo... c'è anche un'altra domanda, no? Alla fine chi ci ha guadagnato e perché? Perché se un amministratore pubblico evidentemente consapevole di quello che fa
fa dei danni alla collettività, perché questo è in sintesi tutto, no? Se io sto facendo dei danni consapevolmente alla collettività, li faccio per un motivo. Chi ha guadagnato da questa storia qua alla fine? Si scoprirà, secondo te, mai? Concretamente, chi ha guadagnato? Chi ha messo in tasca qualcosa da questa vicenda? Secondo me, per come stanno andando le cose, non sono ancora riusciti a capitalizzare questa cosa, perché il piano originale, secondo me, era far vendere tutto a F2I, il quale F2I poi dopo breve tempo, così come è successo a Firenze, così questo tipo, comunque avrebbe poi dopo rivenduto al vero compratore, no? Quindi che sarebbe stato, di solito sono esteri o così questo tipo, no? Che alla fine un'altra delle maniere per spogliare tutto il nostro paese di tutte le nostre cose, quindi sarebbe arrivato l'estero che poi dopo avrebbe riconosciuto il mazzettone finale. Normalmente questo è il giro tipico, e i tedeschi sono specialisti anche in queste cose qua, e non voglio dire che poi alla fine sarebbe stato comprato un tedesco, ma in generale le multinazionali estere così questo tipo hanno ormai un sistema acclarato. Stiamo vedendo in questi giorni come sta procedendo l'inchiesta sugli acquisti militari della Grecia, cioè questi erano alla fame, e poi dopo invece arrivavano le industrie della difesa che gli facevano vendere i sottomarini, no? E così di questo tipo, gli davano agli amministratori locali delle mazzette incredibili perché questi si comprassero poi dopo il sottomarino tedesco o similari con i soldi pubblici, e alla fine il giro poi dopo si chiudeva. Certo che se ovviamente noi andiamo a guardare gli scontrini e non andiamo a vedere che cavolo sta succedendo qui, perché attenzione, giusto per far capire di che cifra stiamo parlando, il Brasile, no, ha venduto non troppo tempo fa degli aeroporti che erano molto peggio perché erano vecchi, tarlati a piena capacità e così di questo tipo, tre suoi aeroporti. Ha tirato fuori, se non mi ricordo male, adesso roba l'avevo guardato all'epoca, comunque mi sembra 3 miliardi, no? Quindi 3 miliardi sono tanti soldi. E alla fine noi lo stavamo regalando a 300 milioni, quindi stiamo parlando di un fattore 10, no? Ma forse erano pure di più i soldi degli aeroporti brasiliani. È che io adesso su queste cifre qua così grandi poi è facile sbagliarsi anche di uno zero, e quindi immaginiamo cosa poteva essere poi dopo la torta da spartire, no? avendo da parte delle cifre, dei beni pubblici regalati sottovalutati per miliardi. Una cosa incredibile. Bene, magari ne parliamo la prossima settimana alla luce di nuove notizie, perché questa qui comunque era una delle notizie del giorno che più sinceramente mi hanno colpito. Torniamo allo specifico della nostra trasmissione del giovedì sulla questione dell'euro, e ho una serie di cose da chiederti, Claudio. Tra le altre, quelle che mi ha scritto un ascoltatore che dice: stavo aspettando il giovedì per cercare di capire meglio dal professor Borghi in dettaglio i meccanismi della auspicata uscita dall'euro. L'ascoltatore pone una serie di questioni. La prima, la soluzione più pacifica, dice il nostro ascoltatore, sarebbe quella in cui tutti i paesi dell'euro tornano alla propria moneta. Ma se dovesse accadere che l'Italia da sola o con la Francia uscisse dall'euro, l'euro si svaluterebbe o si rivaluterebbe? Se si svalutasse, le nostre preoccupazioni sulle conseguenze dell'uscita sarebbero molto minori. I paesi fedeli alla moneta unica non avrebbero interesse a sostenere un cambio troppo elevato, quindi il debito, le transazioni, il costo delle importazioni, tutto sarebbe più facile. Secondo punto, in caso di uscita di un paese o scioglimento dell'euro, cosa succede ai fondi europei, salva stati e simili, e dei contributi che noi abbiamo versato o promesso di versare a questi fondi, e come verrebbe regolata la restituzione dei fondi già dati a stati come appunto la Grecia e la Spagna. Terzo quesito, il patrimonio della Banca Centrale Europea che fine farebbe? Un'altra cosa, dice il nostro ascoltatore, la Corte di Karlsruhe, la Corte Costituzionale della Repubblica Federale Tedesca, ha sentenziato che le leggi europee che contrastano con la Costituzione tedesca non possono entrare in vigore in Germania se non dopo referendum. Questo significa che le leggi europee vincolano gli altri stati dell'Unione Europea e la Germania no? Ok. Un bel po' di questioni, non poche. No, è abbastanza tecnico. Adesso cerco di farla abbastanza semplice per evitare di annoiare
lo spettatore che poi dopo, l'ascoltatore che poi dopo magari insomma con quei dettagli si spaventa. Per non cadere nella sindrome SEA, F2I, eccetera, eccetera. No, esatto, infatti. Allora, immaginiamo la cosa. Adesso l'euro ha un valore 1, no? Allora, questo valore 1 dell'euro è dato dalla somma delle monete che potrebbero avere i diversi singoli stati. Non ricordandoci la lira, il franco e cose di questo tipo, molto semplicemente ci sarebbero alcuni stati che, se uscissero in questo momento dall'euro, la loro moneta rivaluterebbe, primo fra tutti la Germania, no? Ovviamente la Germania, se riprendesse il suo marco varrebbe di più rispetto all'euro, e degli altri stati in cui la moneta varrebbe molto di meno. Per esempio, la Grecia, se uscisse, no, una dracma, posto che venisse inizialmente cambiata 1-1, varrebbe molto di meno dell'euro. Quindi cosa succede? Succede che se io tolgo 1 da questo, un peso, no, da questa media, il resto della media si ricalcola su quello che rimane. Quindi, per ipotesi, se io tolgo la Grecia dall'euro, l'euro si rivaluta, no? Perché da questa media io sto togliendo una cosa che pesa di meno, no? o che ha un segno meno davanti, no? Come peso. Se io tolgo la Germania, l'euro si svaluta molto, no? Però ecco, l'ascoltatore si preoccupa del fatto che si svaluti, si rivaluti. Noi dobbiamo volere che si svaluti. Suona male, no? Perché dice, come? Io voglio volere una cosa che si svaluta, ma poi divento più povero. No, divento più competitivo. La cosa che noi dobbiamo ricordare: non divento più povero svalutando, divento più competitivo. Tant'è vero che in questo momento l'euro è la moneta forse più forte del mondo, no? Perché tutti hanno svalutato, no, recentemente rispetto all'euro. Brasile, come si chiama? Giappone, il dollaro stesso, no? E così via. Il dollaro in questo momento è una delle monete più forti del mondo e noi non siamo più ricchi. Perché io sono dovuto ritrovarmi in trasmissione, ero anche fra l'altro con Matteo Salvini a Matrix, con una signora che è responsabile, una dei responsabili economici del PD, che dice: ah beh, ma se tu svaluti del 30%, anche il PIL, vale a dire anche la ricchezza prodotta dallo Stato, scende del 30%, che è un'idiozia così enorme dal punto di vista economico, che io veramente al momento sono rimasto un po' a bocca aperta, perché dico, ma non è possibile che uno dica una cosa così clamorosa, perché allora significherebbe che, dato che in questo momento noi ci siamo rivalutati del tot per cento rispetto a tutte le altre valute, allora a questo punto il nostro PIL è salito, non siamo più in recessione, siamo più 10, siamo più 20, no? Cioè oro per le strade. Invece mi sembra che non stia succedendo, per cui evidentemente è una scemenza. Quindi in realtà noi vogliamo una discesa del tasso di cambio con la moneta, in modo tale da renderci più competitivi. Cosa succede sui soldi dati da una parte all'altra? Questo è una grossa questione. C'è da dire che se per ipotesi, no, dicessero, va bene, i soldi dati ai fondi salva stati vanno in fanteria, no? A quel punto noi dall'altra parte abbiamo i soldi invece presi dalla BCE, che possiamo utilizzare come merce di scambio. Vale a dire, alla fine si arriverà a un accordo di compensazione, suppongo. Quindi, o meglio, il nuovo governo, una volta ripresa sovranità, si troverà crediti e debiti, no? Supponiamo che noi usciamo domani, ecco, giusto per farla semplice. Usciamo domani e sistemiamo e riprendiamo la nostra moneta e cominciamo la nostra nuova vita, no? A quel punto ci saranno dei creditori e dei debitori, no, che busseranno alla nostra porta. Noi, i debitori a cui noi abbiamo prestato soldi euro e che vorremmo riaverli indietro, sono principalmente i fondi salva stati, no? Cioè noi abbiamo dato questi soldi a Grecia per tramite dei fondi salva stati, quindi il nostro debitore è il fondo, non è la Grecia, no? Poi lui li ha dati la Grecia, quindi che ha dato i soldi a Grecia, Cipro, Spagna e cose di questo tipo, e noi questi soldi qua vorremmo legittimamente riaverli indietro. Può essere che ci facciano marameo, questo è da tenere presente. Dall'altra parte però noi abbiamo preso a prestito tramite Banca d'Italia un bel po' di soldi dalla BCE, e sono di più questi soldi che noi abbiamo preso a prestito dalla BCE rispetto a quelli prestati, no?
in quel caso noi potremmo fare male a meno loro. Cioè, penso che ci si metta d'accordo, ecco, insomma, alla fine, però normalmente quello che ha più crediti in caso di volo di straccio è quello che ha più da perdere, ecco. Noi nel nostro caso abbiamo dei crediti nei confronti dei fondi salvastati, dall'altra parte per questioni non ci hanno aiutato in nulla, attenzione, non è che dicevo che fortunati che siamo stati a avere in prestito i soldi della BCE, sono state le banche a avere in prestito i soldi della BCE, ma trattasi del minimo sindacale, cioè vale a dire in tutti i paesi del mondo la banca centrale garantisce il proprio debito, quindi nel nostro caso invece la cosa si è strutturata per un tramite di prestiti, vale a dire la BCE ha prestato, no, dei soldi alle nostre banche. Questa assurdità, cioè vale a dire questo prestito invece di spontaneo intervento per comprare titoli di Stato, potrebbe essere anche la nostra forza. Cioè, a un certo punto noi abbiamo in questo momento dei crediti che possiamo utilizzare a compensazione. Allora Claudio, altra questione, nel frattempo abbiamo parlato anche la settimana scorsa, è uscito il libro di Mario Giordano, Non vale una lira, sulla questione dell'Europa che ci affama, euro, sprechi e follie. Ho creato mostri, perché poi dopo se uno legge, no sì, perché uno guarda l'introduzione del libro e dice, io ero lì che stavo guardando gli articoli di Borghi, a un certo punto dico, oh cavoli, colpa mia pure lì. Comunque l'ho citato, e come cito anche il manuale Basta Euro, che hai curato tu con postfazione di Matteo Salvini, di cui abbiamo già parlato, e che è scaricabile semplicissimamente dal sito bastaeuro.org. Sì. 311.800 persone hanno scaricato il manuale, alcune altre lo hanno scaricato e poi inviato ad altri, quindi sì, le cifre complessive possono essere ben superiori a 311.000. Benissimo, perché è una lettura molto agile e molto chiara, che noi volevamo prendere come punto di partenza per le nostre conversazioni, che non abbiamo ancora iniziato a spulciare. Bravissimo! No? No, con noi, io l'ho già letto e riletto e sottolineato, però non ne abbiamo ancora fatto la base di queste conversazioni qui, perché ogni volta ci c'è qualche spunto di cronaca che peraltro poi ci conduce a discutere delle stesse questioni. E alla fine vedi che tutto torna. Allora, Padova, sabato 22 marzo, c'è l'appuntamento prossimo del Basta Euro Tour, con eccezionalmente il professor Alberto Bagnai, oltre a Matteo Salvini e al professor Claudio Borghi Aquilini. A Padova, sabato questo, il 22 marzo alle 15 all'Hotel Crown Plaza in via Po 197, così live, no? Sì. Però per il momento siamo qui live anche qui. E allora io volevo prendere spunto da Mario Giordano nella sua rubrica oggi su Panorama, in parallelo invece ad un altro, curiosamente all'inserto di Panorama, è un po' il mio mestiere, faccio la rassegna stampa e quindi certi spunti li prendo dalla carta stampata, sono antico. Bene. E comunque mi si anneriscono le dita. Comunque Giordano fa questo ragionamento oggi nella sua rubrica e presentando anche il suo libro, a partire dal fatto della sacralità della moneta, che è una cosa ridicola, non neanche i pagani, diciamo, delle ere più primitive possono avere qualche forma di idolatria verso una cosa che dovrebbe essere solo utile come la moneta. No, intanto è carino, no? Che mentre ne stiamo parlando, no, basta quello per far accelerare il contatore, quindi se andate a bastaeuro.org, no, scaricatene ancora un pochettino di più, perché è piacevole vedere a 814, eravamo a 11. Esatto, l'orologino che gira, no? 311.814 ed eravamo a 11. Comunque, moneta irreversibile è stata definita, no? Come se una scelta è fatta una volta per tutte e basta. In realtà, dice Giordano, questo sistema è stato costruito a misura di Germania. E su questo io vorrei farti subito una domanda: ma perché a misura di Germania? E perché 28 stati dell'Unione Europea, 17 della moneta unica, dovrebbero costruire un sistema pro-Germania unicamente? Cosa abbiamo? 16 masochisti, diciamo così, 16 stati masochisti? Oppure, altra tesi che la sbatto subito lì perché è un altro degli argomenti comuni, no? Il problema non è l'euro, sono i nostri difetti, gli sprechi, il sud-nord, il fatto che abbiamo una pressione fiscale per di più squilibrata all'interno dei territori dello Stato, perché si preleva in quattro regioni, ce ne sono altre 3 o 4 più o meno in pareggio, e poi alle altre invece si regala, no? È la famosa questione del residuo fiscale. Abbiamo un sacco di difetti, quindi il problema non è l'euro, ma sono i difetti nostri. La tesi che si contrappone e che invece oggi è sostenuta nell'inserto di Panorama, il Lookout, quello diretto peraltro dal generale Mori, che ha vissuto i suoi guai per la trattativa Stato-mafia, ma adesso anche, diciamo, promuove questo
inserto di Panorama, che è un inserto di geopolitica fondamentalmente. E qui c'è un articolo che invece appunto si basa sulla tesi contrapposta, cioè non è l'euro la causa del nostro male e dei nostri mali, l'euro è solo il sintomo, diciamo, dei nostri mali, della nostra depressione economica, ed è il frutto dell'incapacità di chi ha costruito questa Europa di andare oltre il mercantilismo, di fare un'unità politica vera e propria, uno Stato vero e proprio, perché è chiaro che non può esserci moneta senza Stato, però questi hanno costruito la moneta senza fare uno Stato vero e proprio. Bisogna andare in direzione dello Stato, dell'unione politica, creare un'entità vera e propria. E al contrario Giordano dice no, è l'euro che ci fa male anche da un punto di vista molto pratico. Esemplificativa oggi una storia che Italia Oggi mette in prima pagina in evidenza, è una lavanderia di Milano, è una lettera che è arrivata al giornale, la titolare della lavanderia dice: dal prossimo mese chiudo baracca e burattini perché non riesco più non solo a guadagnarci ma neanche a pagare le mie spese, tra affitto e bollette mi servirebbero almeno 2.000 euro al mese, dovrei stirare 1.000 camicie, ma non ne faccio neanche la metà. In un anno ho perso il 40% dei clienti, la gente se ne sta tornando al sud perché con 600 euro di pensione a Milano si fa fatica a stare, gente che è in cassa integrazione, un macello, al quale si aggiunge lo Stato italiano, perché lo scorso mese sono venuti degli ispettori del Ministero dell'Ambiente e mi hanno detto che devo mettere i filtri a carbone in ogni macchina. Costano 10.000 euro l'uno, li ho guardati in faccia e gli ho detto loro: chiudo, complimenti, ce l'avete fatta, mi avete preso per sfinimento. Allora, questa realtà qui economica, negozi che chiudono, gente che perde il lavoro, eccetera, è frutto dell'euro o è frutto dei nostri difetti? Per tornare al ragionamento di Giordano e a quello invece di coloro che dicono no, sono i nostri difetti la vera causa, perché se noi fossimo come la Germania, cioè uno Stato che funziona, andremo pure bene, sopporteremo pure l'euro. Vexata question in tema di euro, però questione vecchia, però allora la risposta è semplicissima. Se noi tutti fossimo come la Germania, no? Diciamo che l'Europa, invece di essere fatta così come adesso, fosse composta da tante Germanie, potrebbe esistere? La risposta è no, perché la Germania ha costruito la sua ricchezza, la sua forza con le esportazioni. Vale a dire, ha predato gli altri mercati utilizzando lo strumento della moneta unica. Io l'esempio che uso sempre è quello del cuculo, no? Vale a dire, io riesco a mettere il nido, l'uovo con dentro un pennuto più grosso, no? Diciamo così, insieme con altre uova dove invece di pennuti di dimensioni normali. Arriva la mamma e la quantità di cibo che uno può mangiare è fissa. Questa, perché la mamma non è che può portare più, la mamma cinciallegra non è che può portare il triplo di vermetti perché gli è arrivato un cuculo dentro nel nido, no? Allora la mamma cinciallegra continua a portare la pappa nel nido, e quello che è più grosso, no, mangia di più degli altri, diventa sempre più grosso, gli altri mangiano meno, muoiono, vengono cacciati fuori dal nido e alla fine ne rimane uno grosso, enorme, prosciutissimo, che è il signor cuculo, e tanti saluti agli altri, che è una forma di parassitismo. Ecco, la Germania ha fatto quello e l'euro è lo strumento per poter utilizzare questo, perché se tutti fossero come la Germania e quindi avessero questa forza nelle esportazioni, bisognerebbe immaginare un pianeta parallelo che importi, perché se uno esporta significa che da una parte ci deve essere qualcuno che importa. Faccio semplice: se la Germania produce una macchina tedesca e conta di venderla oltre che al suo mercato, conta di vendere quelle macchine che produce in più, no? In un altro stato, segnatamente nell'Italia, segnatamente nella Grecia o nella Spagna, non è che dall'altra parte ci può essere una macchina italiana che satura il suo mercato e però va a vendere anche in Germania, perché se no significa che ognuno dovrebbe avere 12 macchine, invece la macchina è solo una, e se noi diamo la condizione di poterla vendere a quello che è più forte, più grande e che ha oltretutto una sua particolarità sociale nel comprimere i salari e nel riuscire a essere più competitivo, a quel punto lì poi dopo noi siamo morti. Quindi non esiste che noi dobbiamo diventare come la Germania, perché se diventassimo come la Germania dovremmo trovare in giro per il mondo
delle Italie, delle Spagne, no, soprattutto Spagna, perché l'Italia è molto più simile alla Germania, delle Spagne, delle Grecia e cose di questo tipo da far fallire, cosa che invece non è così. I nostri problemi, noi ne abbiamo tantissimi di problemi, è una cosa, veramente sarebbe stupido dire che noi siamo perfetti, siamo messi bene e così via. Però ci viene in aiuto questa nostra esterofilia, questo nostro martellarci e pensare di essere sempre costantemente molto molto peggio degli altri. Ci viene in aiuto il fatto che ci siano tanti altri paesi che fino al giorno prima erano considerati dei modelli. L'Irlanda, la tigre celtica, no? Loro erano bravissimi, crescevano, zero tasse, zero cose di questo tipo, boom, saltati per primi. La Spagna, Zapatero, loro sì che prendono i fondi europei e fanno le infrastrutture, il sorpasso sull'Italia, vedi loro, cioè noi abbiamo i nostri cialtroni, mentre invece in quel paese lì, no, sono snelli, pochi dipendenti pubblici, così, niente, no, saltati pure loro. Per cui fra un po' adesso, il prossimo che salta, prossimo che salta secondo me sarà la Danimarca. La Danimarca perché loro hanno la loro monetina, no? Fortunatamente per loro che è la corona, ma stupidamente l'hanno tenuta agganciata all'euro, quindi è un po' come se avessero l'euro. Come l'Argentina al dollaro. Esatto. Fra un po' io faccio facile profeta quando io dico che appena ci sarà una piccola tensione nel mondo, la Danimarca svaluterà la propria corona, uscendo quindi dalla parità con l'euro. Poi vedo male anche la Finlandia, che pure sono biondi e produttivi, no? Dall'altra parte, e poi alla fine ci sarà anche la Francia, che è esattamente come l'Italia con 2 anni di ritardo. Per cui in realtà funziona in una maniera molto molto banale. Il cambio delle monete è il sistema più facile di pareggio di economie diverse, perché siamo diversi, ma bisogna anche avere un minimo di orgoglio nell'essere diversi. Ma adesso, cosa crediamo? Che vogliamo avere un mondo di persone che si svegliano all'alba la mattina, no? Vanno lì alla fabbrica, alla fonderia, tirano, poi dopo escono fuori alle 10 di sera facendo il turno, no? Cose di questo tipo, e questo è quello che noi, pagati un cavolo, e questo è quello a cui vogliamo puntare, perché in Germania, attenzione, tutto questo benessere i cittadini mica la vedono tanto, Cioè, è vero che c'è lavoro, zero disoccupazione e così via, ma la maggior parte dei profitti, no, fatti in Germania finiscono ai proprietari delle società. La Germania è il paese dove la disuguaglianza di ricchezza si sta ampliando di più rispetto a probabilmente tutto il resto del mondo. Ci sono una marea di tedeschi che campano con i famosi mini job, no? Cioè cose a 400 euro. Quindi il cambio normalmente consente a tutti di vivere abbastanza in pace, no? Cioè, senza bisogno di dover adeguarsi a quello che fa il vicino. Se noi invece mettiamo l'euro, così come è successo, la cosa è semplicissima. Supponiamo che inizialmente c'è una macchina tedesca che costa 10 e una macchina italiana che costa 10, no? Tutto a posto. A un certo punto fissiamo il cambio, no? Non oscilla più, non c'è più la lira, non c'è più il marco, hanno tutte e due l'euro. Se il tedesco convince i suoi lavoratori a lavorare con uno di meno, no? Quindi a tagliare il salario in modo lecito o illecito, perché loro l'hanno fatto usando un aiuto di Stato, che è quello che a noi viene impedito, perché hanno messo questo brillante sussidio di disoccupazione subito a costo dello Stato. Quindi le aziende hanno potuto avere via libera per licenziare tutti quelli che non gli stavano simpatici, no? Mettendoli a carico dello Stato, in modo tale che così facendo erano più efficienti. Allora cosa succede? Dopo questa cosa, e avendo forzato un ribasso salariale, che oltretutto gli risultava anche più facile, perché non dimentichiamo che la Germania si era annessa la Germania dell'Est, avendo quindi forza lavoro qualificata e che poteva pagare molto poco, no? Allora cosa succede? Il giorno dopo la Germania può produrre la macchina a 9, quella stessa che invece prima era 10. Noi, non avendo nessun meccanismo di riequilibrio da parte del cambio, possiamo fare solo due cose: o tagliamo anche noi gli stipendi dei dipendenti nella stessa maniera e riusciamo anche noi a vendere la macchina a 9, oppure da noi parte la disoccupazione. È quello che è successo, perché è ovvio che se le due macchine parallele costavano tutte e due 10, no?
e a un certo punto una, che è quella tedesca, comincia a costare 9, la gente giustamente, ma anche gli italiani stessi, comprano la macchina che costa 9, non quella pur prodotta in Italia che costa 10. E quindi cosa succede? Succede che la fabbrica che produce le macchine a 10 va in crisi, no? Va in crisi e poi chiude. È quello che sta succedendo a noi. Se invece avessimo la nostra moneta, questi portano il prezzo a 9, noi applaudiamo e diciamo bravissimi, cioè complimenti, loro cominciano a vendere più macchine, vendendo più macchine la loro moneta sale e quindi il prezzo, anche se è 9 inizialmente, col fatto che poi dopo è espresso in una moneta il cui valore sale, torna a 10 e la nostra fabbrica non chiude più. Quindi noi possiamo legittimamente fregarcene diciamo della concorrenza sleale tedesca nel momento stesso in cui avessimo la nostra moneta. Andiamo avanti facendo le nostre cose, e chi dice che noi siamo inefficienti, che non facciamo ricerca, che non facciamo le cose, offende gli imprenditori del nord, perché uno degli inganni che ti dicono è far confondere lo Stato, no? Che ovviamente ha una sua struttura inefficiente, perché noi abbiamo appunto la questione nord-sud che comporta che il nostro equilibrio l'avevamo trovato, per sghembo che fosse, che non piacesse, con i trasferimenti fiscali, no? Quindi è evidente che se una parte dello Stato sta su con i trasferimenti fiscali, questa parte è inefficiente e possiamo trovarci tutte le inefficienze che vogliamo. Il contraltare di questo è una parte privata, invece, specialmente per l'industria del nord, paurosamente efficiente. Dire a un imprenditore lombardo, veneto, così di questo tipo, no, che ha sicuramente nel suo lato, nelle sue competenze, non ha dormito di notte da sempre per riuscire a essere il più competitivo possibile, no, e così via, e pensare a dirgli che non è competitivo, che è inefficiente, così di questo tipo, è veramente un'offesa. Se noi semplicemente all'imprenditore del nord gli si desse ancora l'opportunità, così come aveva prima, di poter competere in modo equilibrato rispetto agli altri, questi li avete conosciuti, li portate testimonianze, lo sapete, cioè chi meglio della Lega sa di che cosa si sta parlando, sa cos'è la forza, no, dell'industria del nord Italia. In brevissimo tempo si rimettono assieme. Voi immaginate tutta questa gente, no, che si trova, che in questo momento è lì disperata perché non vende i propri prodotti, no? E che quindi poi dopo a scalare non va neanche poi a farsi stirare le camicie dalla signora della lavanderia, perché è evidente che se io sono lì disperato che sto dicendo caspita qui adesso chiudo, la prima cosa che faccio è mi lavo in casa la camicia invece di portarla in tintoria, no? Così come tutti gli altri consumi. È per questo che tutto avvizzisce, perché noi stiamo andando veramente a tagliare costantemente, più tagli e meno gente lavora, no? E poi dopo il gatto che si morde la coda. Se noi a tutta l'industria del nord troviamo che chiunque si sveglia la mattina e i suoi prodotti sono più convenienti del 20% e i prodotti degli altri, dei nostri concorrenti, sono meno convenienti del 20%, abbiamo risolto il problema. Claudio, una questione sulla Germania, te la chiedo perché è una curiosità mia. È vero la questione dei mini job che fanno formalmente risultare occupate persone che in realtà non possono dirsi pienamente occupate, perché la questione dei mini job in Germania permette, diciamo, forse di sbarcare il lunario. C'è una migliore assistenza perché il povero in Germania è trattato meglio che in Italia, ha uno stato sociale più efficiente, no? Gli pagano la televisione, la casetta e le spese fondamentali. Però è vero che i mini job falsano in qualche modo il mercato del lavoro. Però è anche vero, credo, che il livello salariale di una certa aristocrazia operaia come quella dell'automobile è infinitamente migliore di quello dell'operaio italiano nel settore automobile, no? Tanto per fare un paragone. Così come tanti dipendenti pubblici, mi è capitato l'altro giorno di vedere i bandi per gli spazzini a Berlino, guadagnano entrando di base 1.700-1.800 euro, che qua te li sogni. Cioè, la questione dei salari, diciamo, come può essere che salari apparentemente così elevati rispetto ai nostri siano riconducibili come una delle voci che invece hanno fatto diminuire il costo del lavoro e aumentare la competitività? Allora, è molto semplice. Adesso io ho preso un foglio di carta, non perché so benissimo che non lo vedete da casa, ma lo faccio perché io normalmente quando spiego delle cose complesse sono abituato a scarabocchiare.
Allora, se noi andiamo a vedere quando c'era la lira e quando c'era il marco è andato, semplifico, comunque diciamo da 100 a 900 lire. Quindi questa mania della Germania per esportare, no, i suoi prodotti, questa sua forza dell'industria, no, di questo tipo, comportava che la sua moneta si rivalutasse costantemente. Per cui cosa succede? Se noi prendiamo un punto di partenza qualsiasi, non so, diciamo quando magari il marco era 500 lire, no? E prendiamo due stipendi che erano uguali, quello italiano e quello tedesco. Diciamo che quello del lavoratore italiano era 1 milione al mese, no, per far facile quando c'era la lira, ma adesso mettiamo dei numeri a caso. Sì. Quello stipendio italiano era 100 e quello del tedesco era 100, no? Se il marco rivalutava, e succedeva sempre così, no, automaticamente questo stipendio del tedesco che era 100, no, diventa equivalente a uno stipendio di 200, perché se il marco passa da 500 a 1000, lo stipendio espresso nella nostra moneta, no, del tedesco, che pur rimane sempre 100 e lui non se ne accorge che sta rivalutando tantissimo, raddoppia. A quel punto poi dopo noi li mettiamo in comune, quindi li mettiamo con la stessa moneta, no? E otteniamo questa diversità che fa sembrare che loro sono pagati tantissimo, no? Quindi otteniamo che l'italiano entra con 100, no, di stipendio nell'euro, quindi nel cambio bloccato, e il tedesco entra con 200. Questo 100-200 era il punto di partenza, quindi gli equilibri iniziali erano questi qui. Se il tedesco poi, con i mini job, con le sussidi di disoccupazione o cose di questo tipo, porta il suo stipendio a 180 e noi invece, perché siamo fenomeni, non avevamo capito niente, quindi utilizzavamo tutto il denaro facile che arrivava, no, nei primi periodi dell'euro per dare gli aumenti di stipendio, no? Invece quindi noi andiamo a 120 e vediamo che la differenza di costo, no, fra il tedesco, che era quello di equilibrio iniziale tra l'italiano e il tedesco, era 100. Dopo che noi abbiamo dato gli aumenti ai nostri agli inizi degli anni 2000 perché bisognava compensare il fatto che il caffè prima costava 1000 lire e poi dopo 2000 e similari, andiamo a 120 e loro invece fanno svalutazione competitiva e vanno a 180, la differenza diventa 60, no? E quindi cosa succede? Succede che in ogni caso il tedesco guadagna di più dell'italiano, cioè 180 in valore assoluto, rispetto a 120 in valore assoluto. Ma al lato pratico, se noi i punti di partenza erano differenti, certo. È come, non so, per intendersi, quando ci sono le gare alle Olimpiadi, no? Che uno parte nella parte lunga della curva rispetto a quella corta. All'inizio sembra che è più avanti, no? quello che parte nella corsia più esterna, ma dato che deve fare una strada più lunga, poi dopo viene recuperato. Quello che è importante sono le distanze relative fra i corridori. Bene, altra questione, adesso credo che oggi abbiamo poco tempo, ci rimane per le telefonate, però di questo io volevo parlare, te l'avevo anticipato, perché a fine marzo, a fine di questo mese, si dovrebbe vedere un risultato, un prodotto per meglio dire, di un comitato di esperti che è stato nominato l'anno scorso dal Presidente della Commissione Europea Barroso e dal Commissario agli Affari Economici Olli Rehn. Sono 11 esperti più una presidente che è l'ex banchiera centrale austriaca Trumpel-Gugerell. Suona già bene il nome. Infatti. Frau Blucher potevano chiamarla direttamente. Diciamo che insomma questo comitato di esperti ha avuto un compito dalla Commissione Europea, che è quello di studiare in che modo si possa attuare quell'impegno che va sotto il nome di Fiscal Compact, del quale si parla ancora troppo poco. Se ne parla un po' di più ultimamente, ma se ne parla poco e male. Il Fiscal Compact è uno dei fantasmi, mica tanto immaginari, ma molto concreti che abbiamo all'orizzonte, credo, no Claudio? Perché impone in pratica ai paesi che superano la quota, il rapporto del 60% fra debito e prodotto interno lordo, e l'Italia mi pare che adesso sia al 134, 133,7%, la quota che supera quel 60% deve essere ridotta di 1/20 all'anno per 20 anni, no? Sì, più o meno. Più o meno il concetto è questo qui. E questo gruppo di lavoro, nominato dalla Commissione Europea, deve proporre in che modo attuare queste norme del Fiscal Compact, presentando al Presidente della Commissione
delle proposte concrete, operative. A tal proposito, il German Council of Economic Experts, del Consiglio degli esperti economici tedesco, ha avanzato già da tempo, va detta, un'idea, cioè come tramutiamo in operatività questo concetto attraverso quello che viene chiamato un redemption fund. Mi viene male. Cioè il fondo di redenzione, che anche questo nella parola non è male. Il fondo di redenzione che cos'è? Penso che anche gli ascoltatori stanno sentendo, devono redimersi, una leggera pressione alle spalle. Il fondo di redenzione che cos'è? Un fondo nel quale devono essere messe tutte quelle parti di debito che superano la soglia del 60% detto prima. Sì. Il fondo viene garantito dall'Europa, dalla Commissione a livello europeo, e presumibilmente potrebbe collocare dei titoli a sua volta, dei titoli a tasso piuttosto basso presumibilmente perché con garanzia europea. Gli stati devono pagare naturalmente gli interessi e il capitale sulla quota del debito che hanno messo nel fondo. Per l'Italia si tratta di più di 1.000 miliardi da mettere in questo fondo di euro, e qualcuno ha calcolato cosa significa aderire a un'eventuale cosa del genere. Non si sa intanto quale sarà il prodotto di questi esperti, però il prodotto sembra proprio che sia questo fondo, no? Se mai ci sarà e se verrà approvato, è soprattutto un se. Però per l'Italia potrebbe voler dire 50 miliardi all'anno da trovare per il rimborso del capitale, più 40 per gli interessi. Circa e poi c'è un problema. La parte di debito che rimane in Italia presumibilmente verrebbe poi venduta a prezzo più caro, cioè pagando interessi più alti, perché ti rimane comunque in saccoccia il 60% del debito PIL, sì. Cioè la parte di debito che entra nel 60%. Una quota di debito rimane a te, una quota va al fondo. Sulla parte che rimane a te dovresti cercare investitori e pagare un interesse superiore, perché sarebbe un debito di serie B, cioè meno garantito, no? Bravo. Il tutto calcolando, io la faccio breve, poi sono molto meno capace di te di raccontare di queste cose economiche e finanziarie, però alla fin fine quasi pensando. Si stima che il costo totale sia il 10% del PIL dell'Italia ogni anno per 20 anni, che significa praticamente suicidiamoci che facciamo prima se aderiamo a una roba del genere. Chi ci guadagnerebbe? Le banche, qualcuno dice, specie quelle tedesche, perché cederebbero i titoli che hanno ancora in possesso italiani e si ripulirebbero i loro bilanci, e però il cittadino si troverebbe a dover fronteggiare un impegno mostruoso, 100, 120, 130 miliardi di euro ogni anno per ripagare questo meccanismo. Ma te poi una roba concreta, te è possibile? Ma intanto è concreta questo disegno? Può essere che venga fuori una proposta del genere? Sì, può essere che o è follia? No, può essere che venga fuori, ma non nella modalità di far pagare i cittadini di più, perché ridete che è impossibile, no? Cioè, se noi domani come ordinare allo zoppo di saltare 2 metri, cioè non è che tu anche se urli di più poi dopo questo salta, no? Cioè non è che se noi domani raddoppiano le tasse, vabbè che no, in realtà veramente questi sono dei meccanismi così perversi che io mi domando, ma che cavolo, cosa c'era nella testa dei deputati, no, quando hanno votato sta roba qua? E non si può dire che non gliel'avessero detto, perché finché uno prende in considerazione il famoso all'epoca il pareggio di bilancio, che pure è una scemenza, però all'epoca non si era ancora aperto il dibattito, no, e così via, tutto sommato uno poi dopo stemperava le cose, se non c'era l'urgenza perché c'è lo spread a 500, no? Presi di sorpresa uno dice vabbè, insomma, cioè, faccio quello che mi chiedono, no? Vediamo un po' che cosa succede, tanto siamo sempre in tempo per ripensarci, no? Ma queste cose qua sono state fatte in un momento dove c'era relativa tranquillità e dove l'informazione ormai era circolata, quindi chiunque abbia veramente votato, e purtroppo sono tutti tranne la Lega Nord, perché siamo l'anno scorso praticamente. Ricordiamo che il Fiscal Compact è stato votato da tutte le forze presenti in Parlamento, con l'eccezione della Lega Nord. Diciamo, oltretutto, se anche vogliamo parlare di campagna acquisti di persone, no? Io sono stato, diciamo così, comprato con questa mossa, perché ovviamente io non avrei mai potuto
diciamo, votare o stare con un partito che aveva avallato questa idiozia totale, no? Per cui a quel punto si può dire che parte del mio percorso parallelo, no, con la Lega Nord può essere iniziato da questa votazione che sacrosantamente, no, la Lega ha votato contro. Ma vedete, sono delle cose di una così solare evidenza che non stanno in piedi, che uno dovrebbe veramente porsi delle domande. Allora, cosa succede? Succede che noi abbiamo il nostro debito pubblico, no, che diciamo che è 100. Utilizziamo oggi 100 come unità di misura per dire. Il nostro debito pubblico è 100. Il debito pubblico non è un problema, nel senso che per tutti gli stati normali, vale a dire per quelli che hanno l'euro, essendo che lo Stato governa la moneta, nessuno si pone il problema di non essere rimborsato col debito pubblico. Il Giappone ha 250, no, di rapporto invece con il debito pubblico, eppure anche il giorno dopo dello tsunami, anche il giorno dopo di Fukushima, cose di questo tipo, non c'è nessun cristiano che si sveglia dicendo io ho paura che non mi venga rimborsato il mio debito pubblico giapponese. Alla peggio avrebbero, virgolette, perché sono cose un po' più complicate, ma avrebbero stampato degli yen in modo sufficiente da ripagare tutti quelli che volevano il loro debito, no? Per cui niente. Inflazione, che è il rischio che uno dice ma se stampo troppo poi c'è l'inflazione, in Giappone non la vedevano da milioni di anni, quindi è una preoccupazione molto relativa, anzi stanno cercando di averne un po', no? Perché dice vabbè, almeno vuol dire che ci si muove. E quindi nonostante loro abbiano 250% di debito PIL, lo tsunami, Fukushima e cose di questo tipo, di spread in Giappone non se ne è mai parlato, fatto niente. Quindi 100 del nostro debito non sarebbe un problema. Ce lo fanno diventare questo problema perché in realtà i soldi per pagarlo non ce l'abbiamo, non li facciamo più noi, no? E quindi ce fa prestare la BCE. Quindi ci hanno indebitato, cioè ci hanno messo in una posizione del debitore che però deve chiedere i soldi da un altro per poter ripagare i propri debiti. Benissimo, allora cosa succede? Lo strozzino cosa fa? Del credito non è che gli interessa più di tanto, lo strozzino punta a toglierti la casa, no? Quindi vede quello che è in difficoltà, poi se riesce a mettercelo lui in difficoltà è ancora meglio, e a quel punto poi dopo è abituale che lo strozzino viene e gli dice guarda facciamo così, il tuo debito tu adesso non è che riesci a ripagare, ma tu mi dai una bella prelazione sulla tua casa, no? Una bella ipoteca, cose di questo tipo, e vedi che ci mettiamo d'accordo. Ogni tentativo di separare il nostro debito e mettendogli a fronte delle garanzie reali non porterà ovviamente, come dicevi tu, a nessuna garanzia dall'altra parte, perché se noi anche ci vendiamo i denti d'oro, no, per ripagare il 40% del debito, a quel punto dice ah vabbè adesso noi siamo più credibili perché abbiamo meno debito. No, perché abbiamo disperso le nostre ricchezze. Io non vado a prestare dei soldi a uno che l'hanno già ribaltato per fargli uscire anche le monete dalle tasche dei pantaloni. Quindi questi sono solo dei tentativi per fregarci in maniera più efficace e più veloce le nostre ricchezze. È quello a cui tutti puntano. Bisogna difendere con le unghie e con i denti, anche perché sappiamo che le ricchezze oltretutto sono soprattutto al nord accumulate con anni di lavori, sacrifici e cose di questo tipo, e poi dopo adesso noi dobbiamo andare a venderle in questo modo. Claudio, noi siamo arrivati alle 12, non abbiamo fatto in tempo ad ascoltare chi ci sta seguendo, lo faremo la prossima volta. Peraltro ricordo che nel frattempo, da qui al prossimo giovedì, chi vuole mandare delle mail può farlo all'indirizzo giulio.cainarca@radiopadania.net. Può scrivere naturalmente a questo indirizzo di mail, però voglio citarti brevemente, sennò poi dicono che censuriamo, non leggiamo eccetera, le mail che sono arrivate, le mail, gli sms che sono arrivati al 346 6427 756. Qual è il senso di Alternative für Deutschland? Chiede Paola da Genova. Faccio in 2 secondi. Alternative für Deutschland è un partito che vuole uscire, tedesco, che vuole uscire dall'euro perché non vuole più pagare i salvataggi degli altri stati. Gestione leghista della SEA, a dir poco imbarazzante, lo spieghi all'esperto tuttofare Borghi. La SEA potrà, non so se sia gestita bene o male, no, sinceramente, ma il fatto che poi dopo venga svenduta è tutta
tutt'altro che è tutt'altra cosa rispetto a come viene gestita una società. E non mi sembra che vada poi così male, se noi la paragoniamo con gli aeroporti di Roma, mi sembra che sia messa molto meglio la SEA. Le auto tedesche sono migliori degli italiani, scrive un altro. Ma può anche essere che siano migliori degli italiani, senza dubbio. Il problema è il prezzo, però, perché se io posso scegliere se comprare un Alfa A10 e una BMW A20, magari ci penso su. Se io posso scegliere se comprare un Alfa A10 e una BMW A10, a quel punto compro la BMW. E questi erano solo gli SMS, però ripeto, chi vuole fare altre domande le può fare magari anche con a disposizione più spazio via mail, giulio.cainarca@radiopadania.net. Chiudo ricordando il sito bastaeuro.org, potete scaricare il manuale, è arrivato a 858. Vedi, mentre parlavamo. Una cinquantina di copie scaricate. Mi raccomando, venite a Padova perché fino adesso chi è venuto a Firenze, chi è venuto a Milano, chi è venuto a Torino non ne ho incontrato ancora nessuno che è stato scontento della giornata. E poi dopo la possibilità di avere Bagnai, che è stato con me uno dei primi e lui è anche più bravo di me a spiegare certe cose economiche, veramente ne vale la pena. C'è il professor Alberto Bagnai, c'è il professor Claudio Borghi Aquilini, Matteo Salvini, a Padova il Basta Euro Tour sabato, questo 22 marzo, ore 15, Hotel Crown Plaza, via Po 197. E infine, come lettura, ancora, sempre via internet, c'è anche il sito claudioborghi.com, dove trovate le trasmissioni, gli approfondimenti, gli articoli su ciò di cui stiamo parlando. Claudio, noi ci diamo appuntamento a giovedì. Bene. E chi vuole può scrivere intanto una mail se ha cose da domandare. La prossima volta apriamo le linee. Forse. Iniziamo sempre a chiacchierare e poi dopo ci passa il tempo. Grazie a Claudio Borghi Aquilini. Grazie a te, ciao. Il pensiero, l'innovazione,